Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti a questa nuova diretta di unboxing curata questa volta da Reni J, ok? Quindi già sappiamo che si tratta di musica, ok? Quando dico Reni J c'è di mezzo la musica, da non confondere con Reni Toon, dedicato prettamente al mondo cartoon e fumetti e quant'altro, o Reni Retro dedicato al retro computing. Io ho sempre quei più di 50 PC da fare, diciamo il tear down, così si dice ultimamente, cioè smontarli, anzi prima provarli, aprirli. Sono PC che stanno fermi alcuni da 20 anni, alcuni hanno addirittura Windows 95-98, qualcuno ha Windows 2000, parecchi hanno Windows XP. Quindi sarà da vedere. Io metterò un monitor qui dove voi vedete adesso tutte le scatole, perché ultimamente ho fatto diversi acquisti su Amazon. Tra l'altro Amazon ha diversi imballi. Questo per esempio, ecco, l'ha imballato dentro una busta molto molto, diciamo, molto floscia, mentre invece queste scatole certo non proteggono chissà che, però sempre sono molto più grandi del contenuto, e quindi dentro c'è anche il foglio di carta. Allora, quindi noi non andremo a fare l'unboxing di tutti questi pacchi perché sono troppi. Allora, questo lo vedremo con calma in un'altra diretta. Vediamo se faremo l'unboxing di questo non mi ricordo che caspito c'è, non me lo ricordo. Allora, sicuramente faremo l'unboxing di questo qua, ok, e sicuramente faremo l'unboxing di quello sotto, ok. Allora, come sapete, io prima di fare l'unboxing ovviamente faccio tutta una introduzione. Vediamo se qualcuno già ha scritto, se qualcuno ha scritto nella chat. No, non ha scritto nessuno, anzi ci scrivo io come primo e ci scriviamo buongiorno a tutti, ok. Perfetto. Allora, praticamente, allora, un attimo solo che mi scrivono dei messaggi su... Allora, sto rispondendo un attimino su Messenger. Allora, quindi dicevo, dobbiamo fare l'unboxing di questi due pacchi. Prima però facciamo una introduzione, un qualcosa. Allora, abbiamo già visto nelle altre dirette, chi mi segue, che faccio tutti gli unboxing. Troverete senz'altro un unboxing sia di questo che di questo, che sono le due versioni diverse di Dove c'è musica di Eros Ramazzotti. Già avevamo visto quali erano le differenze di stampa, la differenza, ecco, pure di come erano messi i titoli. Insomma, c'erano diverse differenze. Questo è del 2021 e questo mi pare che era del 2016, sì. Quindi versione 2016, versione 2021. Stesso, quindi identico vinile, versione 2016 e versione 2021. Quindi questo, andatevi a vedere la diretta dove c'è, diciamo, il confronto tra queste due versioni. Poi abbiamo visto anche l'unboxing di Vita Ce n'è di Eros Ramazzotti. Bellissimo anche quest'album, perché vabbè, dentro c'è Una vita nuova, c'è Buon amore, Vita ce n'è ovviamente, vabbè, ci sono tantissimi brani, uno più bello dell'altro. Poi ovviamente questo è un disco originale di quando uscì, quindi questo c'è 1990 DDD, 1990 originale degli anni 90. Questo è in ogni senso prima stampa originale degli anni 90, 1990 DDD. Questa non è una ristampa, è proprio quella che uscì negli anni passati, negli anni 90. Allora, questa sempre è una prima stampa 1987, grandioso. Questo è In certi momenti,
di Eros Ramazzotti, prima stampa di In certi momenti. Bellissimo anche questo vinile, erano tutti bellissimi. Io mi ricordo che quando uscì questo vinile, mi sembra che facevo la terza media, mi sembra di ricordare che facevo la terza media, eh sì, eh, mi piacque tantissimo questo vinile. Poi c'è sempre, questa è la prima stampa, 1985, prima stampa di Cuori agitati di Eros e Ramazzotti, prima stampa, infatti si vede c'è stanno pure, è pure un po' rovinata, questa prima stampa, però essendo una prima stampa, queste sono tutte prime stampe copie, perché io ho anche diciamo un'altra copia di prima stampa che ho giù nella Reni Caverna. Queste sono delle copie che ho comprato ultimamente in uno stock e ho trovato, diciamo, questi tre vinili di Eros Ramazzotti, quindi c'era In certi momenti, c'era In ogni senso e c'era Cuori agitati, quindi questi erano tre prime stampe. Io questa che vi faccio vedere adesso non è una prima stampa, questa è una ristampa, tra l'altro se c'è scritto vi faccio sapere pure di che anno è, magari 2017, ecco. Questa è una ristampa del 2017 dell'LP Nuovi Eroi. Io ho anche la prima stampa giù di Nuovi Eroi. Quando io comprai quell'otto, però Nuovi Eroi non c'era, per quanto era In certi momenti Cuori agitati e Nuovi Eroi, diciamo, fanno un completo tutti e quattro questi vinili. Ok, quindi questa, come abbiamo visto, è la stampa del 2017 di Nuovi Eroi di Eros Ramazzotti, quindi è una ristampa, non è una prima stampa. Andiamo avanti. Questa è una limited edition dell'epoca, picture disc, musica di Eros Ramazzotti. Musica questa è un'edizione a tiratura limitata, il numero 20.429. Faccio vedere da qui se riesce a mettere a fuoco. Aspettate, perché sta scritto qui. Questo per farvi capire, le tirature limitate erano limitate, diciamo, quasi per modo di dire. Ecco, qui si legge 20.429. Vedete? Allora, quindi questa era una edizione speciale di Musica E. Io poi ho anche il vinile normale nero, solo che non l'ho trovato subito. Ci sono tanti altri di Eros Ramazzotti. Ho fatto vedere nelle altre dirette tutti mi stanno arrivando delle mail, fatemi chiudere le finestre. Ho fatto vedere tutti i CD che ho di Eros e c'ho anche tantissimi altri vinili. Per adesso vi faccio vedere questi che sono riuscito a trovare al volo, perché non è facile in mezzo a 6.500 poi andare a prenderli, alcuni è pure un po' complicato arrivarci. Quindi questo è Musica E, picture disc, edizione a tiratura limitata, 20.429esima copia, non so quante ne hanno fatte. Allora prendo spunto per parlarvi di una cosa riguardo a questa tiratura limitata, però numero 20.000 e qualche cosa. Attualmente ci sono tutte le limited edition, però allora un attimo che mi sembra che si è bloccata la diretta, voglio vedere un attimino se si è bloccata la diretta. Non so se si è bloccata la diretta, un attimo che controllo. Opla. Mi sa che il PC non ce la fa. No, sembra che va la diretta. È il telefonino allora che non ce la fa. Allora un attimino che ricontrollo bene. C'ho il telefonino per vedere sempre come va la diretta. Allora. No, funziona la diretta. Ok, bene. No, ho controllato perché non vorrei che poi si blocca tutto e magari poi non riuscite a vedere la live. Ok? Allora, quindi un saluto a Emiliano, un saluto a Emiliano.
Quindi abbiamo detto che parlavamo delle edizioni limitate. Attualmente quando vedo edizioni limitate sono limitate a 1000, 1500, qualche volta 3000 copie. Ok, come abbiamo visto ultimamente c'era un vinile che ho acquistato che ne erano state stampate, ricordo Oliver Onions, Future Mirabilia, 3000 copie, ok? 3000 copie. Quando all'epoca si stampavano le edizioni limitate, questo se io ho la 20.429esima copia, 20.429, sicuramente di questi almeno 30.000, se non 50.000 copie sono state stampate. Ok? Che vuol dire questo? Io mi sforzo pure di capire come mai eh, si fa tanto battaglia, c'ho la prima copia, la prima stampa, la seconda stampa, soprattutto poi negli anni 70-80. Negli anni 70-80 il vinile andava per la maggiore. Quello che vendeva di più delle cassette, era il vinile, ok? Molti nostri genitori dentro casa avevano lo stereo dove noi poi ragazzini, noi bambini, andavamo a smanettare per mettere le nostre cassette o i vinili dei nostri genitori. Ok? Molta musica che noi ascoltiamo adesso è perché l'ascoltavano loro su vinile o anche su cassetta, però maggiormente su vinile i nostri genitori. Ok? Di vinili ne venivano stampati migliaia di copie. Allora, se noi pensiamo soltanto ai negozi di dischi che c'erano in Italia, solo in Italia, a quel tempo erano molto più di 1000. Ok? Quindi uno doveva pensare, pure se ne vuoi dare una copia sola ad ogni negozio di dischi, dovevi pensare di fare una addirittura almeno 1000 copie. Ok? Poi non ti bastava, ovviamente. All'epoca c'erano centinaia di stazioni radio tra nazionali e locali. Ok? Quindi tu dovevi pensare pure di mandare, se volevi far ascoltare, diciamo, un brano, magari un 45 giri, un mix, dovevi pensare di stamparne qualche altro centinaio solo da mandare in omaggio alle varie radio. Ok? Quindi, come vediamo, sono numeri totalmente diversi da quelli che si usano oggi. Oggi le radio non usano più il vinile, ok? Oggi le radio usano dei formati particolari totalmente digitali, ok? Poi andremo a vedere FLAC, Wave, formato CDA, quello che vi pare, MP3, quello che vi pare. Però formati audio digitali sono molto più facili da inviare, da ricevere, da mandare in onda, è tutto molto più semplice, non bisogna attaccare un giradischi, cavi, cavetti, niente, prendi il file e lo mandi in onda. Molto semplice, molto semplice. Molti DJ, perché poi, attenzione, il disco non bastava mandarlo alle radio, c'erano pure un sacco di locali, c'erano un sacco di discoteche, piano bar, senza contare che 70-80 c'erano anche i jukebox, quindi uscivano le versioni, ho fatto vedere, ho tanti 45 giri versioni jukebox. Le versioni jukebox erano le versioni particolari di vinili in cui il lato A era di un cantante e il lato B di un altro cantante, in modo che uno dentro un jukebox dove c'entravano, che ne so, 145 giri, tu potevi avere 200 cantanti diversi, perché un 45 giri aveva al lato A un cantante e al lato B un altro cantante, mentre invece quelli che andavano in vendita dentro i negozi di dischi di 45 giri erano di solito lo stesso cantante, lato A un brano, lato B un altro brano, oppure addirittura lato A un brano, lato B stesso brano strumentale. Però diciamo era sempre dello stesso cantante, quindi la versione commerciale del 45 giri era diversa dalla versione jukebox. Quindi pensate un po' già quanti vinili venivano stampati solo per accontentare tutti quanti. Quindi dovevamo accontentare i DJ, quindi poi ci siamo inventati i dischi mix. Prima c'erano i 45 giri e i 33, i DJ si accontentavano, mettevano quelli, ok? Però si sente bene l'audio? Sì, vado a pensare che si sente tutto bene. Quindi dovevamo accontentare i DJ che dovevano mettere i dischi anche durante le feste, perché no? Feste, matrimoni, compleanni, battesimi,
prime comunioni, quello che vi pare, 16 anni, 14 anni, c'erano tantissime feste, serate di Capodanno, serate di... All'epoca, diciamo, non si festeggiava tanto Halloween, però c'erano tante serate di carnevale, c'era il giovedì grasso, il martedì grasso, cioè era, diciamo, si festeggiava in modo, magari altri giorni, però si festeggiava senz'altro, ogni motivo era buono per chiamare un DJ e mettere un po' di musica, ok? Quindi erano tempi diversi, erano tempi diversi. Al giorno d'oggi un DJ va in giro con una console, ne menziono una tra tutte, la Denon Prime Go, piccola così, stand alone, non necessita di PC, una SD card da 512 giga, ci sono 20.000 brani dentro. Allora, cioè io in tutto ho 6.500 vinili e non so più dove metterli per quanto spazio occupano, è impossibile pensare allo spazio che possono occupare 20.000 dischi, quindi è ovvio che la tecnologia è andata avanti. In una card piccola così, ma non ce l'ho da farvela vedere, se no ve la facevo, vabbè, facciamo finta una pennetta USB, esistono da 512, da 1 tera, quindi pennetta USB così, tra due dita, 20.000 dischi qui dentro. Al di là del peso di 20.000 dischi, lasciamo stare che pesano un'esagerazione, ok? Quindi quasi non si possono portare 20.000 dischi. Questa sì, questa te la metti in tasca e non ti rovina manco la tasca. Tra l'altro adesso questa è una versione vecchissima, si infila dentro, diventa ancora più piccola. Cioè, quindi faccio vedere di qua magari che è più, vedete, questa è, si tira fuori e poi entra dentro. Cioè, ed è una Kingston da battaglia così. Lì dentro c'entrano 20.000 dischi, 20.000 brani, quindi brani digitalizzati magari anche dai vinili. Allora, e quindi dovevi accontentare tutti i DJ. Poi dovevi accontentare tutti quelli che al bar avevano un jukebox, quindi stampa tutti questi 45 giri, diversi come abbiamo visto, la A, la B, cantanti diversi, quindi stampa pure tutti i dischi per i negozi di dischi, perché i negozi di dischi poi li dovevano vendere al dettaglio. Però se abbiamo visto che all'epoca 70, 80, 90 erano migliaia i negozi di dischi sparsi per il nostro territorio, per l'Italia, che vendevano dischi, almeno 20-30 copie di ogni vinile le volevi mandare per ogni negozio, moltiplica 20 copie per 1000 negozi, già sono 20.000. Non fa una piega, ragazzi, quindi i numeri erano molto diversi. Adesso io ho visto, stanno aumentando, ragazzi, io sto vedendo che stanno aprendo talmente tanti negozi di vinili. Io ecco, ho il cappello di Goody Music, c'è ancora la discoteca laziale che tra l'altro produce anche i dischi, c'è Amazon, io ho il Mondo del Vinile che è un canale Telegram ed è anche una pagina Facebook dove io pubblico i vinili che vengono o ristampati, di solito su questi due canali, quindi su Facebook e su Telegram, io metto quelli in preordine, cioè quelli che usciranno, e sono talmente tanti, io ne pubblico circa 5 o 6 al giorno, tutti i giorni, ma me ne escono di più, quindi io non riesco a stargli dietro, perché io più di 5 6 al giorno, pure per non dare troppo fastidio sui canali, non ne pubblico, però ce n'ho sempre da pubblicare e ne escono sempre di più, quindi il vinile sta riprendendo piede, però in quante copie? Sono tutte tirature limitate, infatti queste poi acquistano valore immediatamente. Io ho un disco del 2017, mi sembra, o 2016, giù di lì più o meno, quell'epoca lì, di Robert Miles, che ha acquistato un valore infinito. Perché? Perché di quel vinile ne hanno stampate, mi pare, 500 copie. Ma è ovvio che 500 copie a livello italiano, tra un po' non fai contenti neanche gli abitanti di Roma a cui piace il vinile con 500 copie. È pur vero che si fa fatica a piazzare, anche perché siamo rimasti pochi amanti del vinile che sono disposti poi a spendere questi soldi per il vinile, ok? Quindi io non riesco mai a capire perché le prime stampe, le cose che ne venivano stampate migliaia e migliaia, uno deve pensare che devono valere di più di queste ristampe che invece ne vengono prodotte
poche centinaia, se non poche migliaia, quando proprio ti va bene, quando proprio sei sicuro del prodotto e quando dietro c'è una grandissima pubblicità, come stanno facendo gli Oliver Onions per vendere il loro Future Mirabilia che abbiamo visto nell'ultimo unboxing che ho fatto. Quindi, a meno di non avere una campagna pubblicitaria enorme dietro, non ne stampi tante. Anche Cristina D'Avena di molte ristampe, di molte stampe, ne ha fatte 500 copie, di alcune ne ha fatte 1000 copie, perché purtroppo siamo rimasti pochi amanti del vinile e noi pochi poi ci dividiamo a chi gli piace la musica italiana, a chi gli piace i Kiss, a chi piacciono i Pink Floyd, a chi piacciono i Genesis, a chi gli piace Ramazzotti, a chi gli piace Vasco Rossi, però ognuno di loro non può pensare più di stampare 20.000 copie, 10.000 copie, non è pensabile più. E quindi queste, per ovvi motivi, tra l'altro vediamo anche l'ultimo Ali e Radici di Eros Ramazzotti, doppio vinile, bellissimo anche questo, 180 grammi doppio vinile, bello pesante, Sony Music, questo è del possibile 2009, mi sembra strano. È scritto piccolo piccolo, questo l'ho comprato alla discoteca laziale, ok? Qui faccio pure un bel po' di pubblicità, andate sul sito della discoteca laziale perché lì anche trovate tanti vinili, ok? Quindi, detto questo, cacciavite rosso, sì, cacciavite, coltellino rosso, fedelissimo coltellino rosso, e andiamo ad aprire questo. Poi seguite i miei canali perché, vabbè, non c'è neanche bisogno del coltellino rosso, qua, forse di qua sì, un po' tutto sventrato, questo pacco è un po' tutto andato, comunque, guardate qua, ok, ci prendiamo ovviamente da dentro, vedete il pacco è un po' tutto sventrato, trattato male dai corrieri, però dentro io vado a prendere, c'è, tirato via la scatola, c'è questo. Allora vediamo se questo era quello che devo aprire. Sì, allora, quindi andiamo a fare l'unboxing di questo scatolo. Questi sono sempre uguali gli scatoli che utilizza Amazon, quindi con apertura facilitata e con le frecce, ok? Qui c'è il puntino, bisogna alzare qui e tirare via. Certificato frustration free, certificato, ok? Quindi imballo certificato. Andiamo a vedere cosa c'è qui dentro? Ma sì, via, mi siedo così vedete meglio. Quando apro bisogna aprire da qui perché c'è il pallino nero. Levato, vado tranquillo, ovviamente vi ho fatto vedere i dischi prima perché questo è un disco di Eros Ramazzotti, ok? Eccolo qua, Eros Ramazzotti, ovviamente l'avrete riconosciuto quando c'è la luna, cioè questo pure ha fatto un successone. Tra l'altro, come vedete, anche qui c'è Eros 21 perché sta ristampando piano piano tutti i dischi. Allora, questo è Remastered Edition, 2 vinili da 140 grammi blu, ok? Stile libero, lo vedete benissimo. 2 vinili 140 grammi blu, faccio vedere anche di qua, Eros 21, ok? Qui dentro c'è l'ombra del gigante, fuoco nel fuoco, lo spirito degli alberi, un angelo non è, l'aquila e il condor, più che puoi con Cher, bellissimo,
Il mio amore per te, e ancora mi chiedo, improvvisa la luce ad est, nell'azzurrità, mi ricorda tanto che Cozzalone, amica donna mia, per me per sempre. Nell'azzurrità, Zalone. Ed ecco Eros Ramazzotti, diciamo, la copertina è uguale identica a quella che uscì all'epoca. Questo è uscito nel 2021, l'originale era del 2000. Del 2000 uscì questo bellissimo, uscì in CD. Non so se questa è la prima volta che viene stampato su vinile, non mi sono documentato. Comunque Eros Ramazzotti, stile libero, non riesce sta fotocamera a mettere a fuoco, me ne devo comprare un'altra. Ok, Sony Music, stile libero di Eros Ramazzotti in doppio vinile blu. Ok, andiamo avanti e andiamo a vedere. Qui dentro ce ne dovrebbero essere due di vinili, sempre coltellino rosso, coltellino rosso, eccoci qua con il coltellino rosso, coltellino rosso. Ciao Savio, benvenuto, un saluto anche ad Andrea. Allora, continuiamo con questo unboxing. Questo lo andiamo ad aprire, mentre lo scotch che avete visto prima, lo scotch che avete visto prima era già natalizio e si comincia ad avvicinare anche il Black Friday di Amazon, quindi vi invito a seguire i miei canali, dopo vedremo. Allora sì, mamma mia. Allora, questo invece da Amazon è da arrestarli proprio, perché uno l'hanno messo dentro al portavinile, l'altro no. C'è da ammazzarli, vediamo un po' come è arrivato. Allora, questo vabbè l'avete già visto. 35esimo anniversario di Nuovi Eroi. Nuovi Eroi. Che è questo. Allora, come vedete io sono un grande fan di Eros Ramazzotti, perché ho ovviamente le copie doppie a seconda di quando escono, poi le ricompro, ma anche perché riesco aspettando un attimo a pagarle proprio poco. Allora, guardate già la differenza di stampa. Uno è scritto, lo faccio vedere qui su questa telecamera, uno è scritto arancione arancione e l'altro molto più chiaro che tende al giallo, ok? Vedete, sono due colori completamente diversi. Si vede anche con questa telecamera che diciamo non riesce a mettere a fuoco. Allora, la stampa, questa qua che avevamo visto essere del 2017, questa è la stampa la ristampa del 2017, è molto più scura di questa, ok? Come stampa della copertina. Allora andiamo a vedere dietro se è cambiato qualcosa. Allora, qui ovviamente c'è scritto 2017 e 2021, ovviamente cambia completamente la... Allora, dietro mi sembra che sia identico, ovviamente Sony Music cambia ovviamente il codice a barre, vedete sono molto simili le due stampe, ve le faccio vedere così perché queste scritte bianche che voi non riuscite a leggere, queste stanno scritte per così, e qui c'è il codice a barre, poi vedete? Ok, si vede ovviamente che sono due stampe, una un po' più chiara e una un po' più scura, si vede? Vedete? Eccoci qua. Comunque, una è su vinile nero, questa del 2017 è vinile nero. Tra l'altro l'ho comprata pochissimo tempo fa, questa del 2017, e lui mi ha fatto riuscire praticamente questa. Tra l'altro adesso ne deve uscire anche un altro, lo prenderò anche quell'altro. Allora,
Qui dentro, vabbè, senza che ve lo dica a fare, una più bella dell'altra, un cuore con le ali, un nuovo amore, mi ribello, fuggo dal nulla, che tra l'altro secondo me Fuggo dal nulla è un bellissimo brano, uno dei più belli che ha fatto, con gli occhi di un bambino, tra l'altro molto bella questa, il mondo visto con gli occhi di un bambino, è un grande circo, lasciamo stare, va. Poi Lacrime di gioventù, emozione dopo emozione, adesso tu e nuovi eroi. Questo è veramente un album che è da ascoltare, riascoltare, riascoltare. Io so tutte le parole a memoria di tutte le canzoni, però non è questo diciamo, l'ambito in cui bisogna fare queste cose. Allora, e vediamo qui invece mezzo staccato. Non si capisce niente. Qua ci sarebbe dovuto essere. Sì. Allora, sempre per la serie Eros Ramazzotti, qui ovviamente si capisce poco e niente, hanno attaccato un'etichetta al volo così, ma si capisce poco e niente, però si capisce lo stesso. Allora, dobbiamo fare l'unboxing di questo. Mi sbrigo. Meno 3, meno 2, meno 1. Unboxiamo. Ok? Altro unboxing go go go. Questo dovrebbe essere un disco giallo. Giallo. Ah, tra l'altro una cosa che adesso li fanno tutti colorati questi vinili, non si riesce a trovare più un vinile nero, manca a pagarlo, tra un po' diventano rari i vinili neri e diventano più commerciali i vinili colorati. Tra l'altro vinili colorati, mi è andato un attimo in errore qualcosa, non so cosa, è comparso un errore. Mi vedete? Sì, mi vedete? Ok. Quindi stavo dicendo che pure andando su tanti negozi anche online, tutti quanti vinili colorati, qualcuno anche picture disc a prezzi non esosi e improponibili. Tra l'altro una cosa che voglio dire, all'epoca, almeno per quanto mi ricordi io, i picture disc costavano quasi lo stesso prezzo dei dischi normali, se non 2-3 mila lire di più forse, ma pochissimo di più. Io ho ovviamente i picture disc della Donna al sogno, il grande incubo originale degli anni 90 e ho ripreso la ristampa, fortunatamente sono riuscito a prendere anche una ristampa. Ho altri dischi degli 883 in picture disc, qualche disco di Giovanotti, ma sono un patito io di picture disc, ce ne ho tantissimi, ce ne avrò oltre 500 di picture disc, uno più bello dell'altro tra l'altro. Quando li trovo, diciamo, mi è capitato pure di trovarli in dei lotti di dischi usati che acquisto, però io li cerco e spesso li trovo pure ad un prezzo non esagerato. I migliori picture disc comunque fino adesso che ho visto sono quelli della Disney, ok? Quindi colonne sonore, ho preso Pippo, ho preso la colonna sonora di Frozen, quanto pure sempre stampato dalla Disney pure le colonne sonore di Star Wars, quindi sono bellissimi quei picture disc, uno meglio dell'altro. Comunque andiamoci a vedere anche quest'altro disco, tirato via pure quella scatola, 9 di Eros Ramazzotti, sempre targato Eros 21, Eros 21, vediamo qui, ok? E questo è 9, il nono album di Eros Ramazzotti. Un attimo di pace, solo ieri, questo è doppio vinile anche questo, un'emozione per sempre, Piccola pietra, Mamarà, L'uomo che guardava le nuvole, Ti vorrei rivivere, Il buio ai tuoi occhi, Un'ancora nel vento, bellissima, Canzone per lei, Non ti prometto niente, Falsa partenza e C'è una melodia. Sempre Sony Music, sempre 2021, sempre Eros Ramazzotti, doppio vinile. Questo mi sembra che se non sbaglio è la prima volta che viene stampato, ok? E quindi due vinili gialli da 140 grammi. L'unica cosa che io gli rimprovero un attimino è che potevano, visto che l'hanno fatto da 140, un minimo di sforzo in più anche quest'altro, da farlo da 180 grammi come è il solito trovarli. Comunque anche così è bello pesante.
però c'è quell'altro che pesava proprio una tonnellata, comunque uno meglio dell'altro. Allora, avendo finito di fare questi unboxing, io mi ero preparato per farvi vedere una cosa, ok? Sfrutto questo ultimo quarto d'ora circa di live per farvi vedere i miei canali su Telegram, ok? Che vi invito ad iscrivervi se avete Telegram, se usate Telegram e volete delle ottime idee sia per voi stessi che per fare anche dei regali a amici, parenti che voi sapete essere patiti di uno degli argomenti che andremo a vedere insieme, allora vi invito ad iscrivervi ai miei canali Telegram, perché sono canali non invasivi, nel senso che io sono iscritto io stesso a decine e decine di canali di offerte su Telegram. Mi danno solo che fastidio, l'ho silenziati tutti per un solo motivo, che pubblicano a rotta di collo una marea di articoli. Allora, perché ho fatto questi canali Telegram? Allora, andiamoli un attimino a metterli. Allora, perché ho fatto questi canali Telegram? Adesso ve li metto subito, ve li metto subito, facciamo una bella trans. Eccoci qua. Allora, questo è classe74.it, ok? Perché ho fatto questi canali Telegram che adesso vi farò vedere? Allora, Telegram è un enorme bazar. Dentro Telegram c'è di tutto di più. Quindi su Telegram trovate libri, trovate vinili, audiocassette, trovate i CD, trovate i giochi per computer, trovate i componenti per computer, RAM, hard disk, tutto di più, alimentatori, quella che vedete lì sopra è una docking station per i PC portatili. Su Amazon c'è tutto, c'è il fresco, quindi c'è tutta la parte alimentari. Diciamo, su Amazon è un bazar, trovate gli orologi, trovate i Lego, qualsiasi cosa vi viene in mente Amazon ce l'ha. Però diciamo, per quanto Amazon possa interpellare e dare in mano ai migliori webmaster, diciamo ai migliori programmatori che esistono sulla fascia della terra, purtroppo gli articoli, essendo miliardi di articoli oramai si parla, non c'è, diciamo, non è facile metterli tutti quanti in ordine e uno spesso e volentieri si perde dentro a questo enorme bazar che è Amazon, ok? E allora io che cosa ho fatto con questi canali Telegram e con i relativi, io ho fatto anche i relativi pagine e gruppi Facebook, ok? Cosa vado a pubblicare io? Io mi vado per voi a spulciare questo grande universo e vi tiro fuori ogni giorno quelle 5, 6 oggetti, quei 5-6 oggetti che secondo me possono essere di pubblico interesse relativamente all'argomento del canale, ok? Questo si chiama offerte by Amazon by classe74.it. classe74.it, www.classe74.it, è un sito che io ho fatto, che vi invito a visitare, perché no, che è il sito principale da cui è nato tutto. Da classe74.it ci sono i link a tantissimi altri siti, sia miei e sia pagine o raccolte di oggetti su Amazon di determinate categorie. Allora, qui io pubblico, ma non solo oggetti in offerta, perché io ho scritto offerte, ma normalmente anche prodotti non in offerta, ma che possono lo stesso interessare. Ok, sono sempre pochi comunque. Qui vedete, qui c'è scritto offerte in giochi e giocattoli. Cliccando su questo link che io vi metto sotto, vi si apre Amazon già filtrato con le offerte in giochi e giocattoli. Già fare un filtro su Amazon è complicatissimo, perché ci sono poi tutti, diciamo, gli oggetti sponsorizzati, quindi che chi li vende paga Amazon per comparire nelle ricerche. Qui io, come tanti altri pure che fanno, diciamo, tra virgolette, gli influencer, se così ci vogliamo chiamare, gli influencer, cioè consigliano dei prodotti, riusciamo a fare un filtro un po' più accurato, anche se ovviamente magari
qualche oggetto sponsorizzato sempre vi può capitare in mezzo a queste ricerche, però sono diciamo un po' più mirate. Quindi cliccando su questo link andrete a vedere tutte le offerte in giochi e giocattoli. Andiamo a vedere un po' più su. Questa è una docking station, cliccando qui vi si apre direttamente la pagina dove potrete procedere all'acquisto di questo oggetto che voi vedete già qui spiegato e dettagliato. Questo per esempio è un orologio con altoparlante Bluetooth, con anche luce multicolore RGB, che se cliccate su questo link vi si apre direttamente la pagina e potete andare direttamente a fare l'acquisto. Ripeto, questo è il canale Telegram di classe74.it, c'è scritto grandi offerte Amazon by classe74.it. Queste sono delle casse da pavimento molto molto belle della Indiana Line, costicchiano, però sono delle casse di alta fedeltà, di hi-fi, ok? Sono a 3 vie, costano 580 euro e questo è il link per andare a fare direttamente l'acquisto. Ovviamente questo link non è che se voi cliccate su questo link già avete acquistato le casse, no, vi apre la pagina relativa a questo oggetto dove potrete leggere tutte le caratteristiche pubblicate da Amazon e poi, se vi piace, potrete procedere all'acquisto. Ok? Quindi questi link, non è che cliccando il link già avete acquistato l'oggetto, no, assolutamente no. Vi si apre la pagina Amazon dove sceglierete, dopo aver letto e documentato, dopo aver visto, se quell'oggetto è di vostro gradimento, procedete all'acquisto e così avete bypassato diciamo tutta una serie di ricerche. Ok, questo è sempre Noce Chiaro, sempre Indiana Line, 399 euro per questa è una coppia di diffusori, e queste sempre cliccate sul link e vi apre direttamente la pagina di questo oggetto. Ok, andiamo avanti. Qui c'è diciamo una multipresa con caricatore USB ultra veloce, quindi che ricarica veloce i telefonini di nuova generazione. Ok, quindi questa è una multipla che ha anche 3 prese USB. Ok, e questo sempre cliccate sul link, vi si apre la pagina relativa a questo oggetto, scegliete, se leggendo le caratteristiche, vedendo le altre immagini che Amazon vi propone eventualmente, vi piace questo oggetto, poi procedete all'acquisto direttamente. Ok, poi questo vabbè, come vedete su questa pagina trovate oggetti di tutti i tipi. Io dentro questa pagina offerte Amazon by classe74.it, questo canale Telegram, ci metto oggetti di tutti i tipi. Ok, andiamo avanti. Questo è un diorama, non mi veniva la parola, 55 euro, cliccate sul link. C'è l'Echo Dot in offerta, anzi questo ve lo consiglio, io ce l'ho in camera di mia figlia. L'Echo Dot non è questo che vedete qui, non lo so perché Telegram è andato a pescare questa immagine, ma è quello a ciambella, quello basso a ciambella e tondo diciamo. A ciambella vi viene solo 20 euro per 15 giorni, 20 euro cliccando il link e ci avete l'Echo Dot di terza generazione a 20 euro con 30 euro di sconto, c'è il 60% di sconto, quindi non è poco. E così potrete mettere, che ne so, nella camera dei bambini, io ce l'ho in camera di mia figlia l'Echo Dot, quello a ciambella, che è tanto comodo perché anche solo per fare la sveglia, per fare un countdown, per fare un calcolo con la calcolatrice, voi glielo chiedete e Alexa vi risolve diciamo l'operazione, o vi mette un countdown. È comodo anche in cucina, lo potete mettere in cucina, usarlo come musica di sottofondo, perché oramai questi apparecchi, io attualmente a casa mia ho un Echo Show in camera da letto che ci è oramai quasi indispensabile, e poi ho un Echo Dot in salone con cui mi ci sento parecchia musica, e ho quello in camera di mia figlia. Quasi stiamo per comprarne un altro per metterlo in una stanzietta piccola dove normalmente diciamo c'è un PC dedicato un po' più al relax, ai giochi e a queste cose qua, però è comodo
avere sempre uno di questi a disposizione. Poi vi invito a scorrere, a andare anche indietro. Questo è un alimentatore per PC che sta a 13,50 €, è un Tecnoware, quindi anche molto buono, da 500 watt. 13 euro per un alimentatore per PC fisso da 500 watt non sono tantissimi, è un prezzo più che giusto. Poi vi invito ad andare a sfogliare indietro tutti gli altri annunci. Ovviamente c'è anche il Black Friday, che vi dico è stato anticipato già una settimana, che già ci sono tante offerte, ok? E quindi cliccando su questo link voi accedete direttamente alle offerte del Black Friday in anticipo, ok? Ovviamente durante il Black Friday verranno fatte altre offerte su altri prodotti, ok? Però hanno anticipato il Black Friday e hanno fatto degli sconti fino al 40% su tanti migliaia di articoli. Cliccando su questo link li potrete sfogliare tranquillamente. Questo è offerte by classe74.it. Andiamo a vedere Legolando. Allora, questo che voi vedete è un network a cui io sono iscritto, che ci scambiamo la pubblicità. Allora, ho pubblicizzato questo set di Lego Hidden Side, il Lego numero 70436. I Lego sono tutti numerati. La Lego, perché ho fatto Legolando? Perché io sono un patito di Lego, ma non tanto di questi Lego qui che vedete che io pubblico, che sono set di Lego, diciamo che in questo caso deve fare il camion dei vigili del fuoco, e esce il camion dei vigili del fuoco. Io sono più vecchia maniera, vecchio stampo, anni 70 e 80, quando ero piccolo io compravo i cestoni di Lego misto e mi costruivo le astronavi, mi costruivo quello che mi serviva, scatole e scatolette, che erano le cose più semplici da fare. Con una basetta ci mettevi uno sull'altro tutti i pezzettini e poi ci mettevi l'altra basetta sopra che si apriva con i pezzettini, quelli che erano vincolati. E quindi diciamo che facevo tante case, casette, i villaggi con tutti questi Lego, mi divertivo così. E quindi diciamo sono un po' meno per questi Lego già pronti, però ovviamente mi piacciono tantissimo anche questi. Mia figlia gli piacciono anche quelli che rappresentano i monumenti storici. Quindi andiamo avanti. Questo è il castello di Harry Potter, di Hogwarts. Guardate, questo costa 415 euro, a prezzo pieno sta a 3,79, quindi un minimo di sconto c'è, però è bellissimo questo castello, andarlo a costruire, è proprio una cosa spettacolare. Così come spettacolari sono anche le ambientazioni, sempre prese dalle avventure di Harry Potter. Andiamo avanti. C'è Lego Creator anche per dei bambini più piccoli. Questa è una macchinina, di un buggy fatta con i Lego della serie Lego Creator 31087, il numero di questo Lego. Questo tra l'altro costa pochissimo, costa 15 euro. Basta cliccare qui, verrete portati alla pagina relativa a questo prodotto Lego. Se vi piace cliccate su acquista subito e lo acquistate. Ok, poi c'è quest'altro che è l'elicottero Lego numero 60179, costa 63,90 €, quindi quasi 64 euro. Il link è qui, che lo trovate sul canale Telegram. Ci cliccate sopra e venite trasportati alla pagina di questo oggetto. Ok, poi ho pubblicato anche quest'altro Lego Technic, della serie Lego Technic, costa 10 euro, link direttamente qui. Il numero di questo Lego è 42102. Comunque vabbè, qui vi sfogliate poi tutti quanti i Lego e qui ci sono poi la pubblicità a tutti i miei vari canali. Andiamo a vedere Amazon Supermercato. Allora, Amazon Supermercato è nato perché ho visto che dentro Amazon Fresh e dentro PAM su Amazon si può fare la spesa come al supermercato. Siccome ho parlato con diversi amici che hanno per esempio i genitori che spesso e volentieri non riescono ad andare a fare la spesa per tanti motivi, allora loro stesso, magari dall'ufficio, in una pausa pranzo eccetera, vanno su Amazon,
fanno la spesa per i genitori, gliela mandano direttamente a casa e gli arriva a intervalli di 2 ore. Amazon fa la consegna del fresco, ok? A intervalli di 2 ore. Bisogna essere iscritti ovviamente ad Amazon Prime e raggiungere un minimo di acquisto mi pare di 50 euro, ma quando uno fa la spesa normalmente a 50 euro ci arriva sempre, anche perché Amazon Supermercato significa anche, che ne so, carta igienica, detersivi, saponi, lamette da barba, schiuma da barba, chi più ne ha più ne metta, oltre ovviamente a tutti i vari salumi, riso, pasta, inscatolame, bevande, quindi vini, birre, Coca-Cola. Insomma, Amazon Supermercato è un altro enorme bazar dentro un bazar. Allora, come si fa a mettere ordine in tutto questo bazar? Bisogna che ci siano delle persone come noi, diciamo come me anche, che filtra un po' tutti questi miriade di oggetti, di articoli che vengono messi ogni giorno su questo enorme bazar e ve li propone, diciamo, pochi alla volta e quelli che diciamo sono più convenienti, perché ho visto ci sono sconti del 3%, ve levano 4 centesimi, ma che vi faccio vedere io? Ecco, in questo caso il 20% è quasi €1 su 4 euro, diciamo è uno sconto abbastanza buono su questo yogurt e quindi diciamo ve lo metto. Questo pure c'è €1,10 su 3 euro, lo pagate €1,89, 37% di sconto, ve lo propongo. Ma non vi andrò a proporre una cosa che ha 10 centesimi di sconto. Ma che sconto è 10 centesimi? Cioè non c'ha significato, neanche lo scrivo. Questo ecco c'ha 50 centesimi, stiamo pari al 18% su una cosa che normalmente costa 2,60 e voi la pagate 2,20 euro. Praticamente è un 18% di sconto. Qui anche voi avete da 3,73 a 3,33, cioè avete 40 centesimi di sconto che è pari all'11%. Quindi poi ci sono questi post che io sto mettendo dentro Amazon Supermercato piano piano e poi li ritroverete sempre, ve li riproporrò sempre. Se cliccate su questo link, insalata by Amazon Supermercato, che significa insalata by Amazon Supermercato? Significa che se cliccate su questo link vi compariranno quasi esclusivamente insalate di tutti i tipi, però insalate, ok? Senza dover andare a vedere poi che in mezzo invece compare che ne so, la carne o invece compare un oggetto che non c'entra proprio niente addirittura con il fresco. Cliccate su questo link e vi compaiono solo le insalate. Io piano piano li sto facendo, ogni giorno me ne invento uno nuovo, ok? Questa è un'insalata che sta con 52 centesimi di sconto su una cosa che costa 1,79, ci avete un buon 29% di sconto e quindi ve la propongo. Questa pure 30 centesimi di sconto su una cosa che normalmente costa 1,60, praticamente ci avete il 18% di sconto. Qui anche 35 centesimi sembra poco, ma è il 20% perché normalmente questa busta di insalata costa 1,80 euro. Ok? Allora, se cliccate su questo link vi porterà direttamente a un filtro fatto ad hoc su Amazon dove vi compaiono tutti i prodotti a base di pesce. Quindi perché iscrivervi a questi canali? Perché io vi ho già fatto dei filtri, io vi ho già proposto dei prodotti che possono essere di pubblico interesse. Come vedete già sto quasi a 200 iscritti, qui sopra dice 199. Ok? Quindi stiamo vedendo questo. Lasciamo stare, andiamo ancora oltre a un altro canale, ok? Allora, questo canale è dedicato al retro gaming e al retro computing, ok? Allora, oggi ho voluto pubblicare qualcosa di un po' più particolare. Questa è la battaglia navale elettronica a cui giocavamo quando eravamo piccoli, era diciamo appena uscita, io mi pare facevo le medie, la battaglia navale elettronica, in pochi ce l'avevano perché costicchiava, ed è un gioco a due molto molto carino. Poi ho voluto mettere tutte le versioni del Simon che ho trovato su Amazon. Questa è una versione non ufficiale di Simon, molto piccola, costa solo 5 euro ed è mnemonica e piccola, sta nel palmo di una mano e vi potete diciamo divertire a giocare con questo Simon tranquillamente ovunque perché lo potete portare tranquillamente in tasca, è piccolo piccolo. Poi c'è quest'altro, il Simon Pocket, è un po' più grande, questo io penso almeno
l'idea mia è di giocarci in macchina durante un viaggio, magari i bambini si divertono a giocare con il Simon. Questo è il Simon, diciamo, portatile. Non è che gli altri Simon siano molto grandi, però questo si presta di più a essere portato. Quest'altro è un'altra versione sempre del Simon, si chiama Simon Swipe, ok? Poi questa è la versione classica. Il primo Simon che uscì era così, come lo vedete qua, era questo disco con 4 pulsanti colorati, ogni pulsante aveva associato una nota musicale, ogni pulsante era di un colore diverso. La sequenza da indovinare partiva da un solo suono per andare poi a delle sequenze molto complicate, ok? Quindi questo è un suono, è un gioco mnemonico basato su musica, su note e suoni, su note e colori. Oh, non riesco a dirlo, guardate, è una cosa incredibile. Il bello della diretta, un gioco mnemonico basato su note e colori, ok? E questo è quello Air, quello che si mette la mano dentro questo è una ciambella, e per selezionare il colore basta mettere la mano dentro o fuori e lui vi rileva quale dei 4 colori avete premuto, ok? Quindi di solito è dentro, c'ha i sensori dentro, e è molto bello pure questo, il Simon Air, ok? Qua vi ho messo, non c'entrano quasi niente se non per ciò che c'è raffigurato sopra, sono degli slip mat per giradischi, c'hanno a che vedere con retro gaming perché questo ricorda il Simon, questo ricorda Donkey Kong e questo ricorda Pac-Man, mentre qui invece è proprio un videogioco di Pac-Man, ok? Allora perché iscriversi a questi canali? Perché io qui vi metterò sempre cose che hanno a che fare con retro computer e retro gaming, ok? Quindi andiamo a vedere, ieri ho pubblicato per esempio questo quadretto, che cosa ci ricorda? Bubble Bubble, famosissimo gioco che è diventato un cult in assoluto. Questo è un quadretto che ricorda Bubble Bubble, questa è una maglietta sempre con Bubble Bubble sopra, tazze con Bubble Bubble, maglietta con Pac-Man, ok? Maglietta con Space Invaders. Come vedete questi oggetti riguardano tutti il retro computer e il retro gaming e io vi ho già fatto un filtro. Maglietta che ricorda un po' stilizzato il Commodore 64 con il suo dischetto, la sua cassetta e i 2 joystick, ok? Andiamo avanti. Queste sono delle copripiumini che ricordano le sale giochi, come vedete ci sono tutti i cabinati qui, ok? Questi ci sono ovviamente dei videogiochi retro e quindi tra joystick, Game Boy eccetera, insomma tutto retro. Qui sempre c'è un joypad Game Over, ricorda sempre il retro, cappellino con scritto retro gaming, portachiavi dell'Atari, portachiavi che ricorda il gioco Street Fighter, portachiavi che ricorda Sonic, portachiavi che ricorda Pac-Man, portachiavi che ricorda il Game Boy, tazza a forma di joystick. Questo è una console con dentro 14.000 giochi, costa 108 euro, però dentro ci avete 14.000 giochi e ricorda molto da vicino gli scacciapensieri, ok? Iscrivetevi a questi gruppi perché sono molto curati da me, io ci perdo parecchio tempo su questi gruppi. Come vedete ci sono tante console portatili, alimentatori di riserva, questo per esempio è per la Wii U, che oramai già, io ho ancora la Wii, mia figlia gioca tanto con la Wii, però ho anche la Switch, ma la Switch ci ho mai giocato, con la Wii ci gioca ancora. Questo è l'alimentatore di ricambio per la Nintendo Wii U. Poi c'è ovviamente stile Jig Tiger, uno scacciapensieri, alimentatore di ricambio per la PlayStation 2, oramai ha fatto storia pure la PlayStation 2. Questo è una Pandora, Pandora significa che voi questo joystick lo attaccate al televisore, dentro fiume, 8000 giochi, anche quelli del bar, tutti quanti dentro questa console joystick che va attaccata a un qualsiasi televisore via HDMI, quindi ci attaccate la corrente, attaccate l'HDMI, lo poggiate su un tavolino e vi divertite con il vostro televisore, sia se ci avete un 40 pollici, sia se ci avete un 60, un televisore curvo,
quindi questo è diciamo il massimo per quanto riguarda il gaming senza avere un cabinato, ok? E vi potete mettere seduti sul divano e giocare con questi joystick, e ne ho pubblicate tantissime. Altra console portatile, vi invito ad iscrivervi a Retro Computer Retro Gaming World per avere, diciamo, per sapere quali sono gli oggetti che su Amazon riguardano questo mondo, ok? Ovviamente non può mancare Star Wars Store. Andatevi a vedere il sito www.starwarsstore.it perché è bellissimo, è un sito che io ho curato da tanti mesi ed è pieno di informazioni e di materiali. Oggi io qui su Star Wars, come vedete, ho pubblicato questo, addirittura è un arazzo che si può mettere, che ne so, dietro a un divano, bello con Darth Vader. Questo è un altro arazzo sempre con Yoda. Questo invece è un action figure della serie The Black Series. Questo è Rey con D0, il robottino piccolino, ok? E ho messo una serie, diciamo, c'è su Amazon della serie Black Series un'infinità di statuine, e queste sono, diciamo, una parte. Questi invece sono giocattoli della Hasbro della serie The Bad Batch, la serie animata che è uscita da poco e che stiamo aspettando tutti la prossima stagione, perché anche questo è della Hasbro, Skywalker con il suo X-Wing. Questo invece è sempre di The Black Series, questo è Luke Skywalker Action Figure, quindi un action figure di Luke Skywalker. Ripeto, voi cliccate su questo link e non è che voi avete acquistato questo oggetto, voi se cliccate sul link venite portati alla pagina di questo oggetto, ok? Quindi vi invito ad iscrivervi. Ovviamente anche qui vi metto tutto il merchandising che c'è dietro Star Wars. Star Wars c'ha un merchandising che non finisce mai, è pieno di libri, di riviste, di giochi per PC, per qualsiasi console, ci sono le spade laser, ci sono tutte le action figure, ci sono tazze, arazzi, copridivano, coperte, copripiumini, ci sono anche tutte le varie presine per la cucina. Star Wars è un mondo che non finisce mai di oggetti, portachiavi, qualsiasi cosa vi viene in mente, io piano piano qua la pubblico. Quindi voi iscrivetevi, vedi, magliette di tutti i tipi. Questa è una maglietta con BB-8, questa è una maglietta con R2D2, questa è una maglietta col Millennium Falcon, questa è un'altra maglietta con Leia, una maglietta con tutti i droidi della serie R2, R3, diciamo tutti i droidi a scatolone, chiamiamolo così. Poi ovviamente di tutto il mondo Star Wars fa parte anche Lego Star Wars, che è un ramo della Lego dedicato a Star Wars, e che quindi ci accontenta sia dal punto di vista Star Wars che dal punto di vista Legolando, ok? Quindi facciamo contenti, diciamo, tutti e due con Lego Star Wars. Ovviamente, guardate che bella questa maglietta con Star Wars. Questo è un portachiavi con il TIE Fighter, bellissimo questo portachiavi. Poi ci sono ovviamente tutti i vari Funko Pops e le lampade. Questo non è una Funko Pop, questa è una lampada, cioè questo è un Funko Pop, no, questa è un'altra lampada, ho sbagliato. Questo è un portachiave. Ci sono anche i Funko Pop che vi fa portachiave con luce incorporata. Questo è pare della Lego, sì, c'è scritto altro Lego Star Wars, altro portachiave Lego Star Wars con lampadina. Questo invece è una pennetta USB, a forma di Darth Vader. Questo è decorazione torte, perché ovviamente poi vedete, guardate, qui ci sono anche, quando fate una festa vi mettono a disposizione tutta una serie di decorazioni a tema Star Wars. Vi ho messo anche queste, quindi diciamo, vedete, questi sono sempre oggetti da mettere sulle torte. Se volete fare una festa a tema Star Wars, trovate anche quello. Pensate che mondo che è enorme Star Wars, è diventato una cosa che non finisce mai. Vedete tutte queste statuine, questo è troppo bello, il generale Grievous con le sue 4 spade laser che lui rubava ai Jedi,
ovviamente Lego Star Wars, altre statuine, altre idee, queste sono altre idee per le feste, queste sono i caschi, diciamo, presi ovviamente dal risveglio della forza, addirittura ecco, come vedete, Pandora sono dei gioielli dedicati a Star Wars. Quindi Pandora ha fatto dei braccialetti con dei ciondoli da utilizzare sia come ciondoli di candelina, di catenina, che come ciondoli di braccialetti a tema Star Wars. Vado veloce qui, ecco, guardate questo, un ciondolo sempre della Pandora Millennium Falcon, Pandora sempre scritta logo Star Wars. Questa è una spada laser, vi ho messo anche un sacco di spade laser, questo è di zero. Altri personaggi, andatevelo a vedere, anche questo canale merita di essere visto. Allora, l'ultimo a cui mi dedico, ho ancora 4-5 minuti, è il mondo del vinile, ok? Allora, il mondo del vinile, non so se io clicco qui vi fa vedere qua dentro, no, assolutamente no, chiudiamo, ho fatto un macello, aspettate un attimo che ritorno, eccomi qua. Allora, sono tornato. Allora, il mondo del vinile è dedicato interamente, come dicevo, ai vinili, ok? Voi mi vedete ancora questi vinili qui, ok? Allora, su Amazon, come vi stavo dicendo prima, escono più di 5 vinili al giorno, di cui io qui vi metto il preordine. Tra l'altro vedete questa scritta che vi ho evidenziato vi permette di prenotare al prezzo minimo garantito. Che significa questo? Significa che se questo oggetto, in questo caso questo vinile di Rocky, che uscirà il 25 novembre 2021, da quando voi lo acquistate a quando viene spedito, subisce delle variazioni di prezzo e viene messo in offerta, voi lo pagate il minimo a cui quel vinile è arrivato. Quindi non dovete stare là dietro a vedere, oggi costa 3 euro di meno, mo lo ricompro, gli ridò qui. No, lo fa automaticamente Amazon. Quando vi verranno addebitati i soldi, tra l'altro vi verranno presi i soldi dal conto solo quando l'oggetto verrà spedito, vi verranno presi al minimo a cui quell'oggetto è arrivato. Per esempio adesso questo di Rocky sta a 34,29, mettiamo che dopodomani questo va a 30 e poi ritorna a 34,29, voi non lo pagate 34,29, lo pagate 30, perché dopodomani magari per un'offerta a tempo, magari 2 ore, 3 ore, perché Amazon fa tantissime offerte a tempo di 2-3 ore, è andata a 30 euro, voi lo pagate 30 euro, con tutto che magari è tornato a 34. Ok? Quindi attenzione a questa prenotazione a prezzo minimo garantito. Molta attenzione, perché è una dicitura importantissima, non c'è solo per i vinili, ma per tutto ciò che voi andate ad ordinare prima dell'uscita. In questo caso maggiormente applicata ai vinili, perché ci sono dei vinili, per esempio guardate questo, preordine esce il 14 gennaio 2022, questo è una ristampa di Sono solo canzonette, uno degli LP più famosi di Edoardo Bennato, ok? Questo adesso costa 30,15 euro, ma se da adesso, che oggi è il 16 novembre 2021 e sono le 12:13, mezzogiorno e un quarto quasi, costa 30,15 e magari a dicembre o magari anche durante il Black Friday questo va a 28, voi lo pagate 28. Ok, anche se dopo finito il Black Friday ritorna a 30 e quindi il 14 gennaio in teoria sta ancora a 30 euro, voi lo pagate 28 perché durante il Black Friday è andato a 28. Ok, quindi capite il meccanismo, qual è la prenotazione al prezzo minimo garantito? Che cosa significa questa dicitura? È una dicitura molto 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 importante. Ok, andiamo a vedere, qui ci sono per esempio, ecco, questo è bellissimo, io oggi me lo sono voluto risentire, questo bellissimo album dei Roxette che è Joyride, viene ristampato, sarà disponibile dal 26 novembre 2021 e costa 32 euro. Anche questo prenotazione al prezzo minimo garantito, come vedete qui. Quindi prenotazione al prezzo minimo garantito vi garantisce che se questo durante il Black Friday va a 25 euro, voi lo pagate 25 euro.
senza che state lì dietro a rifare l'acquisto o stare dietro per sapere quando va in offerta e quando no. Ce ne sono tantissimi qui di vinili che io pubblico, diciamo, tutti i giorni, come vi ho detto. Ecco, vedete, questo è il prossimo che mi voglio prendere, questo sempre per Eros 21, quindi per le ristampe dei dischi di Eros e Ramazzotti. Io vi ho fatto vedere, questo è in ogni senso, ce l'ho qui, dove ho messo in ogni senso, eccolo qua, in ogni senso. Però questo è vinile nero dell'epoca, vedete? E quello invece è un vinile rosso rimasterizzato, come vedete qui c'è scritto rimasterizzato vinyl size box set, ok? E questo costa attualmente 27 euro, ma esce il 26 novembre, ok? Quindi questo andrà riacquistato senz'altro per aggiungerlo a una collezione come la mia di Eros Ramazzotti, che tra CD e vinili c'ho un sacco di roba di Eros, così come c'ho tanta roba di Vasco Rossi, che c'ho quasi tutta la discografia, c'ho la discografia completa di Lucio Dalla, c'ho la discografia completa dei Queen, c'ho un sacco di discografie complete, su vinile parliamo sempre, e io qui li vado avanti un po' più veloce. Ecco, questo per esempio è un 45 giri, 31 euro per un 45 giri, almeno quello che sono riuscito a capire io, perché purtroppo molte volte pure Amazon mette questi vinili senza un'altra spiegazione, quello che vedete qui, il mondo che vorrei, limited edition, Vasco Rossi artista. Io sono andato a vedere, esiste un 45 giri con questa identica copertina e ho pensato che sia un 45 giri, non ce l'ho scritto perché attualmente non so se è un 45 giri o un LP, ok? Qui andiamo avanti, questo è Alessandra Moroso, tutto accade e via. Qua, ecco, adesso sto cominciando, mi sono inventato di fare questi altri post, li trovate anche sul mondo del vinile su Facebook, Allora, se cliccate su questo link vi si aprono tutti i vinili di Vasco Rossi in vendita su Amazon, ok? Quindi diciamo non ci saranno ovviamente quelli sponsorizzati, sì, ma su quelli non ci si può fare niente, altri prodotti se non i vinili, quindi dovranno avere priorità nella vostra ricerca i vinili di Vasco Rossi, così come ho fatto anche, mi sembra, più su, andiamo a vedere, avevo fatto per Eros Ramazzotti anche una cosa, eccolo qua, i vinili di Eros Ramazzotti, cliccate qui e trovate i vinili di Eros Ramazzotti in vendita su Amazon, ok? E avevo fatto anche un altro, ecco, per Michael Jackson, tra l'altro pure di Michael Jackson c'è la discografia completa, alcuni ce l'ho doppi perché sono usciti anche su Picture Disc, ok? E quindi qui anche in questo caso trovate i dischi, i vinili di Michael Jackson, il re del pop. Va bene, io direi che per oggi ci possiamo anche fermare qui. Vi ho fatto vedere parecchio anche dei miei canali Telegram, che hanno ovviamente il corrispettivo gruppo o pagina su Facebook, ok? Torniamo, diciamo così, perfetto, siamo ritornati sulla visuale normale. Quindi oggi abbiamo fatto l'unboxing sia di questo Eros Ramazzotti 9, sia di questo, abbiamo fatto l'unboxing di questo sempre della serie Eros 21 nuovi eroi Eros Ramazzotti, e abbiamo fatto l'unboxing di Stile Libero, tutti quanti molto belli, tutti quanti dischi del grandioso Eros Ramazzotti, anche lui diciamo completamente diverso da Giovanotti, però il periodo era quello in cui hanno avuto il grande successo tutti e due. Eros Ramazzotti andava a fare in giro concerti per il mondo, soprattutto in Spagna, ma un po' in giro per dovunque, andava a fare concerti, e Giovanotti invece cominciava a condurre tutte le trasmissioni televisive, DJ Time e quant'altre, anche radiofoniche, diciamo, andava a fare già come Ramazzotti qualche piccolo concerto. Lui era, diciamo che Giovanotti di diverso, mentre Ramazzotti è un cantautore, scrive delle parole bellissime,
tutte le sue canzoni sono quasi tutte bellissime e indimenticabili. Giovanotti era anche uno showman, chiamiamolo così, quindi si prestava a essere presentatore anche di tante trasmissioni. È un DJ, lui viene dalle discoteche, quindi viene dal mondo del divertimento diverso da Eros Ramazzotti, che è un cantautore, per quanto Giovanotti si è saputo plasmare, come ho sempre detto, si è saputo plasmare nel tempo, quindi ha modificato questo suo Gimme Five, alright, e ha scritto delle canzoni tipo A te che sono indimenticabili, sono delle poesie. Quindi diciamo ha saputo cavalcare l'onda del tempo in modo diverso da Eros Ramazzotti, ma sono due artisti enormi tutti e due, ma proprio grandiosi. Ok? Su queste parole io vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, anche in questa live che è durata, siamo quasi a un'ora e 20 di live per fare un unboxing di 3 vinili alla fine, però c'è sempre tanto da dire, tanto da aggiungere quando uno fa un unboxing, quindi a me fa piacere fare 4 chiacchiere e vedere insomma diciamo quello che ne pensate anche voi. Poi voglio vedere anche in differita quanto piacciono queste dirette che io ogni tanto, appena ho un attimo di tempo, riesco ad organizzare. Ok? Allora vi invito a visitare www.classe74.it, www.renijstore.it, che è il mio sito dedicato alla musica, piatti, amplificatori, casse, mobiletti per i vinili, anche le buste antistatiche per i vinili, tutto ciò che serve per pulire i vinili, ma non solo, anche console, CDJ, tutto quello che riguarda la musica. Ok, ci sono anche i panni per i giradischi, andate a vedere, cliccate su Slipmat, ieri ne ho aggiunti 250 di Slipmat, quindi andatevi a vedere gli Slipmat che sono tutti molto belli. Poi c'è legolando.it dedicato ai Lego, e poi il sito che a me diciamo personalmente piace più di tutti, che è starwarsstore.it, scritto proprio www.starwarsstore.it. Ok? Detto questo, ringrazio tutti quelli che mi hanno visto in diretta, ringrazio tutti quelli che mi vedranno in differita, vi invito appunto ad iscrivervi al mio canale YouTube e ad attivare la campanella, perché come vi ripeto sempre, io non so quando vado in diretta, io non pubblicizzo le mie dirette, perché io appena ho quell'ora e mezza, 2 ore libere, riempio questo tavolo di materiale e faccio la diretta, che sia essa una diretta di Reni Toon dedicata a cartoni animati, fumetti e chi più ne ha più ne metta, sia esso di Reni Retro dedicata al retro computing e retro game, sia essa di Reni J come questa che era dedicata ai vinili o alla musica più in generale, perché presto io voglio fare delle dirette anche dedicate a CDJ o a piastre, amplificatori, casse, un po' di tutto, insomma parleremo un po' di quello che ci va di parlare, sempre inerente alla musica. Ok? Detto questo ci possiamo anche salutare, sono le 12:23 del 16 novembre 2021 e io sono Reni J, vi ringrazio di aver visto questa diretta e vi do appuntamento alla prossima volta. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella che sta sotto. Grazie mille, un saluto a tutti.